La nostra cultura, e per nostra intendo, ognuno poi vede i propri confini, certamente qualcosa che va al di là però dei semplici territori del nostro paese, è portata a vedere le regole come un freno. Le regole come quel qualcosa che inibisce la realizzazione dell'interesse che vogliamo realizzare. Vorrei realizzare il mio benessere e invece devo pagare le tasse. Vorrei magari realizzare la mia tranquillità economica e invece devo essere attinto dalla preoccupazione di liberarmi di una parte di quella tranquillità economica a favore del sistema contributivo e fiscale. Vorrei poter ristrutturare la mia casa e invece devo passare attraverso 1000 vincoli, autorizzazioni e quant'altro. Vorrei parcheggiare adesso qui per entrare in quel negozio, invece c'è un divieto. La regola come qualcosa che ci limita, come qualcosa che ci blocca. E questo è sbagliato, ma non fosse altro che dal punto di vista proprio lessicale. Se ciascuno di noi apre un vocabolario si accorge che per regola si intende un'esperienza consolidata secondo la quale a un determinato comportamento consegue un determinato risultato. L'acqua non bolle se non arriva a 100 gradi. E se io voglio avere l'acqua che bolle, devo portarla a 100 gradi. Non c'è la negazione, c'è il positivo. Attenzione, perché anche le regole, che ne so, del nostro codice civile o del nostro codice penale, le norme del nostro codice civile e del nostro codice penale hanno esattamente la stessa ratio.